Venezia restaura due dei suoi simboli più preziosi e trasforma il cantiere in un'occasione per raccontare come si conserva un capolavoro. A Palazzo Ducale, fra ricerca scientifica e restauri visibili al pubblico, il viaggio dentro la bellezza comincia dalla Scala dei Giganti e dal Ratto d'Europa di Paolo Veronese. Sulla monumentale Scala dei Giganti, progettata da Antonio Rizzo alla fine del Quattrocento, è stato avviato un cantiere pilota destinato a diventare un modello per Venezia. È da qui che il Doge raggiungeva i suoi appartamenti e dove ambasciatori e dignitari venivano accolti in uno degli scenari più solenni del palazzo. Oggi però il marmo cristallino della Scala continua a manifestare fenomeni di degrado che nemmeno gli interventi degli ultimi decenni sono riusciti a fermare completamente. Le cause non sono ancora del tutto definite, potrebbero dipendere dai materiali utilizzati nei precedenti restauri, ma anche dagli effetti dei cambiamenti ambientali e climatici. Per questo il restauro parte dalla conoscenza. Campionamenti, analisi scientifiche e monitoraggi, coordinati dal CNR ICMATE di Padova, serviranno a definire un protocollo di conservazione da applicare anche ad altri manufatti storici della città. Questa prima fase durerà circa 6 mesi e ha un costo di 96.000 euro, finanziati da Save Venice con il sostegno del Gritti Palace. Pochi passi più avanti, lungo il percorso di visita, il restauro diventa invece un laboratorio aperto al pubblico. Nell'Iagò, ovvero quel terrazzino in legno sporgente dalla facciata tipico dei palazzi veneziani, i visitatori possono osservare da vicino il recupero del Ratto d'Europa di Paolo Veronese. Dietro il vetro il lavoro procede centimetro dopo centimetro. I restauratori stanno rimuovendo le vernici applicate nel 1971, oggi alterate, che hanno progressivamente spento la luminosità e l'equilibrio cromatico del dipinto. La pulitura restituirà dunque brillantezza ai colori del Veronese, seguiranno l'integrazione pittorica delle lacune e la nuova verniciatura protettiva. Anche questo intervento è reso possibile grazie al mecenatismo internazionale. Il restauro è finanziato sempre da Save Venice con il contributo della benefattrice americana Rebecca Nemser. 2 cantieri diversi, un unico obiettivo: conservare il patrimonio senza cancellarne la storia, mettendo insieme ricerca scientifica, alta specializzazione e sostegno dei privati.